La competitività della Sardegna alle soglie del terzo decennio del millennio, economia, innovazione, welfare, infrastrutture e turismo, analisi comparata con le altre regioni competitor del Mediterraneo. E questo è il titolo della ricerca elaborata alla CNA Sardegna presentata stamattina a Cagliari, che mette a confronto l'isola con le altre regioni del Mediterraneo che rappresentano i suoi naturali concorrenti. Dal report dell'associazione emerge che l'87% delle regioni d'Europa è più competitiva della Sardegna. 243 regioni fanno meglio dell'isola in termini di performance in materia di sviluppo economico, innovazione, welfare, infrastrutture e turismo. Ma la Sardegna è in difficoltà non solo rispetto alle regioni ricche del nord Italia e d'Europa, ma anche nel confronto con i suoi competitor del Mediterraneo. Prima dell'isola ci sono le Baleari, Malta, Cipro, Corsica, Croazia, Algarve e Creta. La Sardegna è al 218° posto in Europa e al 16° in Italia per reddito pro capite, appena 20.600 euro, ultima tra le regioni italiane per produttività, appena 60.000 euro per occupato. Secondo la ricerca della CNA preoccupa la scarsa capacità del sistema sardo di produrre e assorbire innovazione. Siamo al 226° posto, in particolare quanto riguarda la percentuale di occupati in settori innovativi. La qualità del capitale umano vede la Sardegna agli ultimi posti in Europa per numero di laureati, il 14,5% della popolazione residente. Il modello turistico sardo è frenato dalla scarsa efficienza produttiva, dalla fortissima stagionalità e si colloca al 233° posto. A 30 anni dall'avvio del primo quadro comunitario di sostegno, sottolineano Pierpaolo Piras e Francesco Porcu, presidente e segretario regionale della CNA, la Sardegna arretra e viene superata da sistemi territoriali un tempo molto indietro nella scala dello sviluppo. Senza una forte discontinuità con quanto fin qui realizzato negli ultimi 20 anni, l'isola è destinata ad un lento declino. Serve un accordo bipartisan tra le forze politiche per impostare un lavoro condiviso sulle grandi riforme di struttura, capaci di rimettere in moto dinamiche nuove, in grado di scuotere l'assetto conservativo su cui si è adagiata la società sarda.